Radio Veneto 1, emittente storica di Treviso, si trova in serie difficoltà economiche. Fondata nel 1975 da Roberto Ghizzo, la stazione il prossimo anno compie 50 anni, diventata un punto di riferimento per gli ascoltatori veneti grazie alla sua programmazione variegata e alla sua dedizione alla cultura e alla cronaca locale. Ora potrebbe chiudere. Negli ultimi 7 anni l'emittente ha affrontato una crisi senza precedenti. Il declino è stato accelerato dal taglio dei contributi da parte del Dipartimento per l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un sostegno che si è ridotto anno dopo anno fino alla completa interruzione. Fondi che al momento attuale gli sono stati negati. Perché gli sono stati negati? Perché hanno applicato delle normative sbagliate. Una volta gli era stato negato perché avevano applicato una legge diversa, un'altra volta perché era stato applicato un articolo diverso, ultimamente perché stanno applicando dei principi che non sono quelli previsti dalla normativa. Nonostante abbia ricevuto un rimborso per le spese telefoniche nel 2017, 2018 e 2019, la somma è stata irrisoria rispetto ai bisogni di una stazione radiofonica che un tempo vantava una redazione di 6 giornalisti professionisti, registi e tecnici. Ghizzo non si è reso di fronte a questa situazione, ha combattuto contro quello che considera un taglio illegittimo e ha difeso il diritto alla pluralità dell'informazione, un principio costituzionale che ritiene sia stato violato nei confronti della sua emittente. Quello che aspetta a chi opera in ambito nazionale aspetta anche a chi opera in ambito locale. Sto cercando di difendere il posto di lavoro a dei ragazzi che meritano di lavorare e sto soprattutto cercando di avere quello che ci spetta per legge. Ghizzo ha deciso di intraprendere azioni legali per ottenere chiarezza e giustizia con una denuncia per omissione d'atti d'ufficio. La denuncia a chi l'avete indirizzata? Alla Procura della Repubblica nei confronti dell'Ufficio per il servizio per il sostentamento delle imprese radiotelevisive e agli investimenti, che è un ufficio che fa parte della Presidenza del Consiglio.